Bentornati in un nuovo episodio di Spacchetta Tega. Oggi apriamo un po' di pacchetti che mi sono arrivati, alcuni molto semplici di robe che ho ordinato tipo questa, altre robe che mi hanno spedito molto pesanti. Cominciamo da questo pacchetto che è semplicemente una finitura che avevo acquistato da dare sul tavolo. Per capire quale fosse la finitura migliore ho chiesto ad altri maker, tra cui Geppetto Digitale, che mi ha consigliato questa finitura, che non è una finitura a dire la verità, ma è un impregnante epossidico trasparente a solvente, diviso in due parti. Questo qua lo si dà quando si fanno i river table per sigillare bene tutte le uscite d'aria ed impedire che una volta fatta la colata passino delle bollicine, il legno rilascia l'aria che ha all'interno ed escano. Pensavo che fosse il prodotto ideale per il tavolo, ma mi sbagliavo, però ormai l'avevo ordinato, ho preso quello più un bel pennellino. Niente di emozionante. Qua abbiamo un pacco Amazon. Mi ha contattato questa azienda che si chiama Ginour, che fa tutti attrezzi da hobbista, robettina così. Non l'avevo mai sentita, a vederli sembra una roba da hobbista. Scegliendo tra il catalogo un attrezzo che mi mancava, era sicuramente una lucidatrice. Mi sono fatto mandare la lucidatrice proprio perché vi lascio il loro shop qua sotto in descrizione, ovviamente insieme alla lucidatrice che mi hanno mandato. Allora, dentro abbiamo pad liscio verde, pad liscio blu, pad bugnato blu, pad bugnato verde. Istruzioni con la garanzia, plattorello di levigatura, dischi abrasivi. Abbiamo il manico, delle chiavi, brugole, carboncini di ricambio, sempre roba per lucidare e un plattorello da 150 o più. La roba carina di questa è che ha un display qua in alto. Il plattorello chiaro, è il classico. Mettiamolo subito. E come si blocca? E io sto andando a casissimo. Come cazzo infila? Ci sono le istruzioni per un motivo, ma io non ho voglia di leggere le istruzioni. Le viti. Non c'è neanche una figura? Sono tutte parole? Dai che mi confondono le parole a me. Troppe lettere tutte insieme. Si stacca tutto? Come mai? Perché? Non capisco. Sì? Perché dovrebbe togliersi la cover? Dai. Wow. Non è che capisco molto, Ecco che ho già bloccato dentro il dado. Facilissimo. Molto facile. No, o sono fuori io, ma non è così intuitivo come credete. No, allora. Lucidatrice 1, Mario 0 qua, ok, siamo in bolletta. Perfetto. Brugolina. Eccolo lì, guarda come va liscio. Ok. Ok. E posso anche levigare con un plattorello gigante, volendo. Però. In più c'è questa maniglia che se vuoi te la puoi infilare dentro. Diciamo che non mi servirà mai a niente. Sta acceso solo quando premi. Beh, mi sembra una puttanata, onestamente. Mi sembra una straputtanata. Il grilletto qua sotto non è un potenziometro, ma il potenziometro ce l'hai qui. Quindi tu puoi andare a battello e lei comunque andrà a 450 giri. 750, 1050, 1350, 1650, 1950. Però che il display si spenga quando non viene premuto mi sembra un po' una stronzata. Però l'importante è che funzioni. Però questo non è il format adatto per testare. Quindi se vi interessa di più sapere delle caratteristiche di questa lucidatrice Gino, dei loro altri prodotti, vi lascio il link qua in descrizione. Perfetto, tornando a noi, il prossimo pacco è questo qui. So benissimo cosa c'è dentro, ce l'ho ormai da un mesetto o più. Questo pacco me lo manda mi sembra Atom Stack, che tanto per cambiare fa laser incisori. Però questa fa dei laser con caratteristiche differenti. Nello specifico, come potete vedere da questo profilo in alluminio, a me è stato spedito l'Atom Stack X7. Ora, vediamo velocemente i pezzi. Qua ti danno una bella lastra, penso per incidere, il modulo laser, che non è uno di quelli più potenti perché non era disponibile. Bello però, fatto bene.
tutto di alluminio. Fico. Recentemente ho visto che hanno un laser, loro dicono da 120 watt, ma non è da 120 perché è alimentato a 120, ma la potenza effettiva dovrebbe essere 25 watt, perché mettono 4 diodi laser che sparano su degli specchi che poi convergono nello stesso punto. La particolarità di questo, a differenza di altri che non ho voluto accettare la collaborazione, è il fatto che può andare senza computer, senza rotture di palle da dire oh, devo per forza attaccarci il computer. Bella la presa già europea. E questo ragazzi, vi dicevo, questo qua è il modulo touchscreen che sta di fronte al laser, dovrebbe essere magnetico. Eccolo lì, dovrebbe essere proprio magnetico. Prima di dire altre cazzate, tiriamo fuori tutto. Cioè guardate l'alimentatore anche, molto ben fatto, cavoli. Via, qua l'alimentatore, l'asse centrale, un pennellino, l'altro profilo estruso, forse ce n'è una quarta. Vuoto, 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 qua non c'è più niente, neanche qua, neanche qui, qua. Ottimo. Ok, allora finora il laser promette bene. Mi sembrano materiali di buona qualità, il modulo è sempre da 5 watt, le istruzioni non ci sono in italiano ma sono in inglese. Ora passiamo all'assemblaggio di tutto, per voi sarà solo qualche istante, per me qualche decina di minuti. Qua. Presumo. Ah, caduto. Perfetto. 3. Bim bum sync barabao. Mi si appoggia. E questi sono i 4 scarlabratti. Si blocca a chiodo qua. La roba positiva è che è tutto finora solamente con un tipo solo di brugola. Tira, sono massa forte. Mi gira un po' il cazzo. Ok, abbiamo un cavo HDMI addirittura. Uno va qui e uno va qua. Si attacca magnetico. Fin qua, bella tega. Accendiamo. Pippino. Laser creates more possibilities. Curve settings. Se tu vai a scegliere un coso, puoi scegliere di spostarti di 1/10, 1 millimetro o 10 millimetri. Che figata. Cioè questo qua è veramente più bello, di sicuro è molto più bello rispetto all'Aufero 2. Ok, mettiamoci sopra un file e proviamo a stampare qualcosa. Ho provato a collegarlo al computer utilizzando Lightboard come il mio solito. Si configura veramente molto in fretta. Andiamo a fare un'incisione del mio logo con successivo ritaglio dell'immagine. Operazione che dura circa 8 minuti e 37. Ottimo, e anche questa prova è andata bene secondo me. L'immagine le stampa bene, sa tagliare il legno, sa tagliare vari materiali. Vi lascio qua sotto il link in descrizione dove trovate anche tutta la lista dei materiali che è in grado di incidere e tagliare. Questo riesce a incidere anche il metallo, visto. Quindi facciamo un attimo di pulizia e passiamo al prossimo pacco. Oh, perfetto. Prima di passare al pacco gigante qua, apriamo questi 2 ultimi pacchetti che mi sono arrivati proprio ora. Semplicemente una cover per l'iPhone con il MagSafe. Pellicolina 1. Pellicolina 2. Preciso. E dovrebbe funzionare quindi con questo altro articolo che mi è arrivato ieri, che sono degli anelli che funzionano col MagSafe. Quindi questo tutto lo attacchi qua. Vuoi farti un supporto da muro? Quello lo incogli al muro e lui sta su. Bello, cavoli. Uno di questi lo montiamo subito. Ottimo. Si attacca qua. Voilà, e mi devo solo preoccupare. Lo appiccico. Quindi quando devo mettere il telefono in carica, lo posso prendere il cavetto, attaccarlo qua, attaccarmelo qui, tenerlo chiuso o tenerlo semplicemente qua. Ecco, quindi se avete capito come funziona questo oggettino qui, trovate il link ovviamente in descrizione. Quest'altro pacchetto serve per un progetto che sto realizzando ora. Sono delle semplicissime punte Forstner. Io ho il mio set che arriva fino alla 50 mi pare, a me serviva proprio una presa da 60. Non sono di una qualità incredibile, ma è giusto anche avere
questo tipo di frese da utilizzare. Se volete le anteprime di tutti i progetti che sto realizzando, seguitemi su Instagram, così siete aggiornati quotidianamente. Arriviamo ora al pezzo forte e pesante. Questo qui va in accoppiata con il laser che avete visto prima ed è un accessorio che si può acquistare a parte. Io avevo chiesto se mi potevano mandare dei Rassist e dopo avermi fatto aspettare un tot dicendomi bella deve tornare disponibile, mi hanno detto che invece non me lo manderanno perché sennò ci mette troppo tempo, e in suo sostituto mi hanno mandato l'enclosure. Vedrò se in futuro riesco a farmi mandare anche l'Air Assist, così ho un'altra macchina pronta e funzionante col suo enclosure e inoltre funziona senza PC. Ma dai, anche le strisce a LED ti danno. Cioè, raga, è lo stesso lavoro che ho fatto io con quello dell'Ortur. Trovate il video qua in alto, solo che è già tutto pronto e impacchettato. Fico. Ok ragazzi, l'enclosure è stato montato, non è così velocissimo l'assemblaggio e soprattutto le viti si spannano molto veloce. Detto questo però è super bello. Ho fatto già un paio di modifiche, ovvero ho messo lì davanti l'interruttore per la ventola e per le luci, facendo passare tutti i cavi qua dentro. Li ho posizionati lì a lato che arrivano fino in fondo, utilizzando delle prolunghe, e anche il cavo di alimentazione del laser proprio che va collegato qua, invece di farlo passare fuori lo faccio entrare e dietro esce solo questi due filetti che si attacca a una ciabatta molto veloce e tu sei pronto e attivo. Sia l'enclosure che il laser hanno una qualità molto più alta di quello che mi aspettavo e quella di cui ero abituato soprattutto. Direi che tutto è fatto molto bene, quindi fatemi sapere se ne volete sapere di più di questo laser, che così ne faccio un video dedicato. Ora il problema qua del laser non è tanto il laser di per sé, ma la larghezza di tutto, che è 65,5. Questa qui è la postazione del mio laser attuale. Sarebbe stato bello metterli tutti e due a fianco, ma purtroppo per 4 cm non c'ho spazio, per cui vi domando dove lo mettereste voi questo qua? Spostereste tutti i laser da un'altra parte, lo mettereste sotto, lo mettereste sopra? Devo un po' capire questa configurazione, per cui lasciami un commento qua sotto se hai delle idee sensate. Siamo alla fine anche del secondo episodio di Spacchettatega. Trovate il link di tutti i prodotti che avete visto oggi qua sotto in descrizione. Prima di salutarci ovviamente ringrazio i Patreon che sostengono attivamente questo mio progetto e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.